Ecco la situazione meteorologica. Fino a Ferragosto il promontorio anticiclonico prosegue a regalare giornate decisamente estive su gran parte dell'Europa, con temperature sempre fortemente oltre la media del periodo, 5-6 gradi in più sull'Italia, 10-12 su Francia e Germania. Da domenica le cose potrebbero cambiare con l'inizio di una breve fase più instabile e il ritorno verso temperature meno eccessive. Nelle ore centrali della giornata di oggi si sviluppano nubi sulle Alpi Liguri e l'Appennino di Levante, dove si potranno sviluppare isolati rovesci, mentre il cielo potrà essere velato sui relativi versanti marittimi, sereno sul resto della regione. Venti moderati da nord, brezze di mare a ridosso della costa con mare quasi calmo poco mosso. Temperature massime localmente in lieve aumento e picchi sono attesi nell'immediato entroterra fino a 38 gradi. Per domani, venerdì 14 agosto, la Limite prevede inizialmente soleggiato, poi nel corso della giornata sviluppo di rovesci anche a carattere temporalesco nel Savonese interno e Genovesato occidentale, possibilità di locali sconfinamenti verso i versanti marittimi adiacenti, cielo invece soltanto velato sul resto della regione. Venti deboli a tratti moderati con direzione variabile e mare quasi calmo poco mosso. Temperature stazionarie, saranno ancora possibili locali picchi superiori ai 37 gradi tra Genovese e Savonese, nonché nelle vallate spezzine.